se splende il sol, è sempre triste il tuo ciel. Sei la terra bagnata di lacrime, come ombre i tuoi figli ritornano, delusi dal mondo, cercando la pace e l'amor. Ti risuonò, ma con furore quel grido la tua gente soffocò. La terra inaridì, la gioia per te svanì, si spense il sole, s'oscura il cielo e scese l'ombra eterna del dolore. Gerusalemme, Gerusalemme. Puoi risorgere e gioire, Gerusalemme, la tua speranza non potrà svanire. Il ciel ti perdonerà, la terra rifiorirà, tu rivivrai, ancora udrai nelle tue valli il dolce canto dell'amore. Gerusalemme, Gerusalemme. Adesso andiamo da, ecco qui, Arturo Testa, eccolo, finalmente. Arturo, la rivelazione del festival. Perché loro erano già assestati, Gino era già... Anzi, quando tu sei arrivato in fondo al festival, tu hai debuttato col 59, no? Sì. Nel festival 59. Allora, quando tu sei arrivato praticamente, Gino era già... eravate abbinati per la stessa canzone, giusto? Sì. Io sono il vento, quella che arrivò... Sì, è un po' uno scandalo, ogni tanto la gente pensa che sia stato io solo, ma c'era anche lui. Sì, eravate abbinati... Sì, certo. Difatti litighiamo sempre, perché io dico, io sono il vento. E lui fa, io sono il Trento perché sono più grosso. Lo sai tu, e c'è una curiosità dietro questa canzone, lo sai a chi è stata dedicata la canzone? No. Guarda, il Vento era una manager di una casa discografica, che era la Philips, tu stavi con la Philips allora, che era tremenda perché rivoluzionava tutto, no? Poi veramente era e la chiamavano appunto Fulmine, Tempesta, non mi ricordo eccetera, e venne fatta questa canzone per prendere in giro lei, chiamando Io sono il vento. Io so una cosa, che il pezzo era nato come pezzo per saxofono. Sì, è vero. Che non era una roba che era resi solito, è proprio un pezzo per Varora, non trovavano nessuno e hanno preso me e Gino. No, poi hanno preso te perché tu hanno preso lui per primo. Perché lui era famoso, era già il re della canzone, molto. E quindi era già... Però in realtà famoso. Tu sei stato quello che doveva portare, e allora fu questa la rivoluzione, che doveva portare in fondo un compromesso tra la lirica e la musica leggera, come si sta facendo in questi giorni, come sta facendo Boccelli e tutta la cosa. Sì, la stessa cosa che aveva con te. Ma tu lo sai com'era? Io sono stato portato al festival da Natalino. Sì, da Natalino. Se non c'era Natalino che diceva, ma volete un ragazzo che faccia il pezzo insieme a... e hanno preso me. Ma giuro, non era una cosa... Facevamo il festival, sai che te lo ricordo? Il festival del Corriere Lombardo, allo Smeraldo. Sì. E c'era Caiafa vicino e
avevamo un figlio che canta bene, questo qui va bene, sa le note. E mi sono trovato con E sei andato e ti sei trovato Sì. lì. Ma per te ti si è ribaltata la vita quando sei andato lì? Io studiavo lirica. Non avrei mai neanche pensato, solo che non si mangiava con la lirica. Io continuavo a studiare e allora ho cominciato andando in giro per l'orchestra e facendo il bassista cantante. Sì. Cioè, come cantante facevo le note del basso. E facevo Fino a quando busca le note ho detto, almeno metti su le note basse col dito in fondo, se no sembra Chiedi che... là sopra. Ecco, queste erano le mie... Le tue cose. E senti un po', che atmosfera hai trovato in quel festival? 59? Terrificante. Cioè? Ma Lui com'era? Gino com'era? Gino mi ha Il più sempre voluto tranquillo. bene, io sono stato un fratello minore per lui, mi ha veramente accudito, ma quello che non potevo immaginare è che allora si usasse che chi faceva la sua entrata nel festival doveva fare il primo numero, cioè Sì. io ero il primo. Hai aperto il Ho proprio aperto il festival? festival e non vi dico, io avevo una canzone molto bella, non so se Gino se la ricorda, tu senz'altro. Luce nelle stelle, non guardai, non guardai. E c'era la gente che cambiava i posti davanti. Sa signora, guardi che questo posto solo è mio, lei ha sbagliato. E io mi giocavo la carriera, capisci? Conosci altri, lei... Questa è stata Questa è l'apertura. l'apertura, ero sudato, ho detto che è finito. Cosa hai fatto? Né stelle né mare? Ho fatto Hai un bellissimo Io sono il pezzo. vento, poi ne hai fatto un altro. Un ne hai altro fatti- con Togliano, tu sei qui, Tu sei qui, bella tu sei qui, che era. che era bellissima. Era una delle bellissima. più belle, tu sei qui. Secondo me Però sì. vedete, molte volte non ha avuto fortuna, curiosamente l'avrebbe meritata quella canzone. Beh, lì abbiamo fatto un numero con Gianni Ferrio, avevamo paura che non ci guardasse nessuno. Allora abbiamo messo un cappello d'inizio con un vocalizzo. Sì. Infatti quando siamo arrivati ho sentito un cretino che ha fatto sono fermati tutti. Ha detto, chi è questo scemo qui? Ha dovuto per forza fermarsi. Ma te, guarda che è vero. È stata una cosa vero. incredibile. E allora poi riesci a vedere la gente che è attenta e ti giochi tutte le tue chance in quel pezzo lì, che era, Gino, di la verità, era nel momento giusto, al posto giusto. Certo. I festival si vincono dal settimo all'ottavo, nono posto, non di più, vero? sì. Tu avevi fatto, che è andata molto bene in quel festival, tu facevi una marcia in fa, ti ricordi? Marcia in fa, sì. Una marcia che funzionava benissimo proprio. E un'altra la sentiremo poi nel medley finale, molto carino. Bettina, stavi dicendo? No, che era con la Bibbia. E certo, perché tu beh. sei stata nello stesso cosa, certo, eravate tutti voi praticamente. Vi davano 3-4 canzoni per Sì, festival. ma tu Dovete stai andare facendo queste cose da 3 anni. Tu stai facendo capire alla gente che il Festival di Sanremo è quello là, perché tu fai cantare a tutti le cose come noi. È vero, è bello, Noi è da vero, 4 anni. bellissimo. È così che la devono Senti, smettere. adesso diamo una chance a un giovane, Sì, come eri guarda, tu quando hai fatto ma una scherzi. cosa. Facciamo ascoltare questo Io sono il vento. Voglio sfuggire alla gente di El Paso che nella lotta ha ferito il mio cuore. Corro sfidando le lunghe distese per rivedere un istante il mio amore. Morello va e non ti stancare, fedele amico tu sei. Sento nel petto il piombo bruciare, alle spalle ho dei colpi di 100 cowboy, ma non cedono prima che io cada di sella sfinito, so che un istante il mio amor rivedrò. E nella dolcezza di un bacio infinito, la grande avventura così. Capito? Sai perché il timbro, scusa, non vorrei... No, vai. Il timbro che ha, ricorda proprio quando io ho cominciato a cantare le canzoni, che si fa fatica a cantare le canzoni, perché c'hai la voce che ti scappa. Certo. Perché lui è più vicino, fammi una dai. Vieni alla Prova. finestra, è il tuo. Aspetta, vediamo È sul Mozart microfono lui. però. Ce l'abbiamo un microfono? Ecco, prova a farlo. Dai, Allora. Lui è nato per fare Mozart, guarda. E vieni alla finestra
Oh, che bello, bello! Vedi che Questo è. Oh, che bella voce! Certo, ha una gran bella voce. Anche lui è giovanissimo, appena 21 anni, eh? Devo dire che è un altro ragazzino del nostro gruppo. Allora, senti, adesso... Com'è bello andare a passeggio qua e là, fischiettando, senza nostalgia né malinconia, che felicità. Con le mani in tasca lungo i viali dei giardini, guardo la fontana dove sotto il sole giocano i bambini. Mi diverto coi monelli, tra gli spruzzi e gli zampilli, fischiettando ritornelli di canzoni d'ogni dì. Me ne vado spasso felice così, senza meta. Tutti i miei pensieri fuggono leggeri nell'azzurro ciel, fischiettando. Oggi no, non mi va di lavorare perché sento in cuore un certo non so che, è tornata primavera. Coi monelli, tra gli spruzzi e gli zampilli, fischiettando ritornelli di canzoni d'ogni dì. Me ne vado spasso felice così, senza meta. Tutti i miei pensieri fuggono leggeri nell'azzurro ciel, fischiettando. Una canzone cantata da Alda con molta voce e noi abbiamo chiamato anche questa volta una voce importante per eseguirla, è Piccola Italì e la canta Arturo Testa. C'è una vecchia strada di New York chiamata Piccola Italia, strada all'italiana. Della vecchia Napoli rivive in quella piccola Italia l'aria paesana. Ci sono i panni stesi al sole, provoloni, parole, sfuggiti quanti se ne vuole, tutto come sta qui. Ma dove sta? Ma dove sta? La barchetta con l'ancare, piccola Italia, il sole mio è solamente due parole. Ma chi s'è mai imbriacato il sole?
L'aria mi sembra sentire un concerto d'amore. Tu hai preso una nota, ma hai detto un dolcissimo sì. Credimi, credimi, è splendido amarsi così. È tutto il bene che mi vuoi, il mondo, il nostro mondo, siamo noi. Stringendoti al mio cuore, sentirai, sentirai la dolce melodia del nostro amore. Agli occhi tuoi che mi sorride e non si spegne mai. Il nostro amore è un tesoro di felicità, nessuno al mondo mai lo ruberà. Stringendoti al mio cuore, sentirai, sentirai la dolce melodia del nostro amore. Io vedo il sole in fondo agli occhi tuoi che mi sorride e non si spegne mai. Il nostro amore è un tesoro di felicità, nessuno al mondo mai lo ruberà. Da televisione, È un incredibile, incredibile. Devo dire che quando la metti davanti a un obiettivo, sì, si trasforma, era una cosa eccezionale. Ma le pause, senti le pause, i respiri, il cambiamento di tonalità. Sì, adesso non respirare tanto tu, perché tanto dobbiamo guardare la classifica di quelli votati da Sanremo, le guardiamo insieme, l'elenco delle canzoni che devono votare qui da casa e dopo ti chiederò come è cambiato il festival. Mi fai dire grazie a quel ragazzo, quel baritono bravissimo, quel basso bravissimo, che ha fatto Son pare io sono il vento al 17° posto. Alex Esposito, certo, ragazzi. Come no, hai voglia. Bravo, bravo! Allora, adesso guardiamoci, Sanremo Sala 3, potete votare per Amor Mon Amour My Love, Come piccolo il cielo, Fermate il mondo, Giovane giovane, La ballata del pedone. Poi, le voci, Non costa niente, Non sapevo, che era bellissima, l'abbiamo fatta una volta, Occhi neri, cielo blu, Oggi non ho tempo. Andiamo avanti, perché, Perdonarsi in due, Era tua di Colonnello. Quando ci si vuol bene come noi, questa la cantava Arturo. Ricorda se passerai di qui. Vai avanti ancora e vediamo le altre canzoni dell'anno successivo. Dovremmo avere anche il 64 o no. Vediamo tutto bloccato. Fatemi sapere qualcosa. Noi andiamo avanti. Arrivano adesso. Allora, sull'acqua, tu venisti dal mare, c'era ancora la S, sì. Tu venisti dal mare, un cappotto rivoltato. Tu venisti dal mare è sempre, è sempre Arturo Testa, sì. Un cappotto rivoltato, uno per tutte, che fu quella che vinse. Vorrei fermare il tempo. Vediamo, andiamo avanti ancora, grazie 64, che me ne importa a me, come potrei dimenticarti, così felice col vento nei capelli, e se domani l'abbiamo vista, i sorrisi di sera, ieri ho incontrato mia madre, era Gino Paoli, andiamo avanti, la prima che incontro, l'inverno cosa fai, l'ultimo tram era Milva questa, mi ricordo, mezzanotte, motivo d'amore, tu eri mezzanotte, motivo d'amore, non ho l'età per amarti, la Cinquetti che vinse con questo brano, andiamo avanti ancora, ogni volta, qui c'era Polanca, passo su passo, piccolo piccolo, quando vedrai la mia ragazza Jim Pitney, sabato sera, sole e sole, sabato sera l'abbiamo sentita prima, sole pizza amore, tu petità, com'era?
Poi stasera Tu no, per sì, tu piaggi per niente, un bacio piccolissimo, una lacrima sul viso, il primo playback italiano ufficiale e 20 km al giorno, 20 all'andata e 20 al Poi nel ritorno. 63 Nicola. c'era perché che la cantai io, che era di Cicchellero. Ce l'abbiamo vista perché Quell'anno lì vinse, cantai insieme a Tony Renis, Sì. quella canzone lì. Sì. E lui però vinse con la sua. Con Uno per tutte. E io cantai E invece si con beccò lui. una denuncia da Frustaci che disse l'hai copiata da me, Cicchellero noi siamo quelli dello diceva- scisci. Non siamo Lui diceva, quelli- "Oh, sto qua come l'ha cantata male, non me l'ha fatta arrivare in finale", perché lui cantava la sua, no? E Sì, è vero, è vero. Si fava di più per la sua. Sì. Quindi Tony tu dici no, ma lui era un appassionato tale. No, che Cicchellero lo disse. lo pensava Cicchellero. Perché Se era tu suo. hai fatto di fila, credo sia stato l'unico a fare 59, 60, 61, 62, 63, mi tutti fermo. come un filotto Sì. hai fatto. Ecco, devo dire, il festival era cambiato molto dalla prima volta che andasti, quando avevi sbaragliato con Sì, a sì, 63. sì, è cambiato moltissimo. Paolo, la prima volta tu sei una novità. Allora la gente crede in quello che fai perché sei il cocco, Sì. il piccolino che arriva. Sì. Più fai un pezzo di un certo tipo di vocalità e boom, fai un buco nel muro. Sì. L'anno dopo non c'è niente da fare, non credo che nessuno si sia riconfermato. Al di là di Tony che ha preso il premio perché aveva fatto Compositore, quando, certo. forse solo, non so, Bobby Solo hanno avuto questi exploit, ma non come cantanti, credo più come autori. Io non mi sono più ripetuto, anzi addirittura bisogna che stiate attenti ragazzi, se fate Sanremo, di evitare certi pezzi. Io ho cantato Perderti e sono arrivato ultimo. Che era molto carina invece, vabbè. Tu dici che il titolo... Non è carino. Ho capito. Questi Sono stare cose che attenti. bisogna stare attenti come cose. Però in effetti quindi c'è stato questo. Sì, beh, io ho già visto arrivare, immediatamente era arrivato Romantica, già si apriva un mondo differente, già la rottura l'aveva creato Modugno, quindi questo modo importante di cantare raccontando, un po' alla francese, perché io penso a Becco, quando Ma tu facesti quel quando ci si vuol bene, come no? Che bella quella, sì, Quelli va ha bene. girato il mondo perché l'hanno tradotta anche, ha fatto un grosso successo anche in versioni straniere, lo sapevi questo? Ma io penso che sia stata un po' colpa mia, perché io in quel periodo ero un po' così, quasi fagocitato da Frankie Lane Ah. e non ho mai pensato di mettere la mia voce, Sì. perché in fondo è quello che dobbiamo fare, cantare con quello che abbiamo. certo. Io li facevo quando ci si vuol bene come noi e la gente mi ha preso un po' per scemo. Va bene, grazie Arturo Sì, Testa. grazie, è un piacere. Andiamo adesso a prendere un altro grande successo. Inventerò per te parole nuove, le scriverò su nuvole d'argento, col vento se ne andranno via, così nessun ripeterle potrà. Dipingerò per te cose mai viste e ruberò le tinte dal tuo viso. Si può rubare per amore, si può rubare la felicità.
Sono la furia che passa e che porta con sé, che nella notte ti chiama, che pace non ha. Sono l'amor che non sente pietà, io sono il vento. Se t'accarezzo non devi fidarti di me. Io non conosco la legge che guida il mio cuore, sono l'amore, la passione d'amore. Qualcosa c'è in me, più forte di me. Sono l'aria che t'amora sospira e che al sole del mattino più dolce si fa. Sono la furia che improvvisa si adira e che va, fugge, va, dove andrà non lo sa. Io sono il vento, sono la furia che passa e che porta con sé. Ho attraversato il deserto cercando di te, davvero era scritto così. Qualcosa c'è in me, più forte di te, più forte di me. Arturo Testa! Bravissimo la voce, si sente l'impostazione, la scuola. Perché cantare così come ma tu insomma si sente, dai. Sai che hai studiato stavo lirica. uscendo adesso. Ho sentito il bello e stavo uscendo io. Beh, ma tu sei un bell'uomo e sei stato un uomo bellissimo. Nessuno, e sei, no, sei stato amatissimo dalle donne, ne parleremo tra poco. Io mi sono permessa di dirti che questa canzone la dedicavamo anche a questi giovani attori bravissimi di queste. Sì, tu segui le soap? So tutto, mia moglie mi ha telefonato 10 minuti fa. Ha detto, mi raccomando. Perché gli ho detto, ho visto Veronica Logan, mi ha detto, cosa fa con Vincenzo? Adesso glielo chiederemo. Adesso so già tutto. dobbiamo chiudere, che peccato. Logan, sì. Che cosa fai con Vincenzo? So già tutto, si fidanzano. Te l'ho detto, ma non lo posso ripetere, se no mi licenziano. Non lo posso dire pubblicamente. Ho fatto un regalo alla moglie. No, è meglio di no. Il maestro, guarda, mi ha sgridato. Cioè, no, è meglio di no. E lui è puritano, è così. Allora ho capito cosa fanno. Ho capito. A tra poco, adesso te lo faccio dire. Bene, ed eccoci qua con Arturo Testa, l'abbiamo fatto prima entrare, scendere questa scala cantando Io sono il vento, questo grande successo, eri arrivato, ci diamo del tuo, Sì. Eri arrivato secondo al Festival di Sanremo del 1959. 59, in coppia con Latilla. Gino Latilla, che Gino ha avuto tanti successi, l'abbiamo avuto ospite, certo. Però Io sono il vento è tua, bisogna dire la verità, anche lui l'ha ammesso. Avevo 21 anni. Sì, avevi 21 anni, una voce incredibile, un bel figliolo. È così, dai. Che falso. No. Allora, io devo leggere la scheda, Arturo. Dai. Allora, Arturo Testa nasce a Milano il 24 gennaio. Basta. Guarda, ho cancellato, sei giovanissimo, comunque vi posso garantire. Allora, il padre sogna subito per lui un avvenire artistico. Il piccolo Arturo frequenta il conservatorio, ecco, debutta ancora ragazzo alla Scala. Pensa un po', studi in un collegio di gesuiti, è vero? Oh ragazzi, c'era solo quello a Milano. C'era solo quello. E all'occorrenza fa il lattaio, il carbonaio, il fotografo di matrimoni. I suoi sacrifici verranno però ripagati, diventando un cantante di musica leggera, osannato anche al Festival di Sanremo. E poi un baritono applaudito alla Scala ed in tutti i maggiori teatri internazionali. Bello, questo mi piace molto. Bene. Allora lì ho già detto tutto, insomma, bambino, tuo papà aveva l'ambizione, ha capito, ha intuito che tu potevi diventare un bravo artista. Mio padre faceva l'idraulico, era convinto che non avrei mai cantato una canzonetta. Mi è morto che aveva 40 anni. E allora io ho dovuto arrangiarmi con i mestieri, ecco, perché sono veri quelli. Ma è una cosa che ti fa onore, eh? Sì, studiare, lavorare, qualsiasi cosa. Quando ho avuto i soldi, perché bisogna sempre parlare di soldi, ho ripreso a studiare. E l'avevo fatto un po' per lui, perché veniva quando alla Scala era appena rovinata e cantavamo il lirico, lui veniva perché sul manifesto della Scala c'era Tosca, Maria Caniglia, Cavaradossi, come si chiamava quello là?
No, aspetta, Cavaradossi era un... Beh, uno famoso. No, era uno grosso. E poi Beniamino Scarpe Gigli. così, può essere. Eh. E in fondo c'è un pastorello, Arturo Testa, lui l'ha messo, ha fatto una gigantografia di 3 L'ha messo metri in per casa 18. perché era un bambino e già lavorava. Ecco, intanto qui abbiamo invece la locandina al Teatro La Scala, la Bohème, C'era qui eri lì, già eh. grandicello, non eri bambino qui, eh? No, no, io ero già ripetente. Perbacco, dato che io non ci leggo, leggimi un po' cosa c'è. Beh, lì c'è, è la roba di cui io mi stimo. Eh. Cioè, ho fatto il mio debutto alla Scala Sì? con un partner che si chiamava Di Stefano. Ecco, niente proprio di meno che direbbe qualcuno. Una E lei soprano, chi era? Adriana Maliponte, una grandissima... Una mia carissima amica. Grande vocalista. Adriana! Disgraziata! Farei come Rocky, Adriana! Allora, dovete sapere, poi parliamo di musica leggera, che Adriana Maliponte è una delle più belle voci, io oserei dire, degli ultimi 30 anni. Sicuro. Bravissima. Soltanto che... È un po' pazza. Sì, sei un po' pazza, Adriana, guarda, mi fai tanto arrabbiare. Lo sa. Io adesso ti inviterò in questa trasmissione e tu dovrai venire qui e cantare e le ammazzi tutte perché sei bravissima. Oh, detto questo, lo dice anche Arturo Testa che se ne intende più. Però, di me. Va pensa, bene. posso dire una cosa Sì. per Adriana? Eh. Io ho debuttato con l'Elisir d'Amore e c'era Adriana che mi faceva da chaperon Da a maestra. Mantova e mi ha detto se canti con quella voce qui ti mandano a casa subito. Perché mi avevano impostato molto chiaro e allora non sembrava neanche un baritono, sembrava un baritono un poco finocchio. Ecco. Perché veniva così. No, guarda, finché un tenorino va bene, ma un baritono, come hai detto tu, di quella roba lì non va. Vuoi sentire un pezzettino Non- di me? Comincia così. Eh. Come pari te vezzoso porse il pomo alla più bella. Mi crede Sì, qualcuno? sì, sembra un rapanello. Sì, Sembra sì, un quello- scemo. È vero, è vero, è vero, è vero. Vabbè. Allora, per i non addetti ai lavori, poi chiudiamo. Adriana Maliponte, secondo me, non ha cantato poco in Italia perché era più brava lei dei direttori d'orchestra. Per cui lei osava contestare i direttori d'orchestra, i registi così, e allora era scomoda. È vero. Basta. Adesso parliamo d'altro, parliamo di te. Va bene? Oh, parliamo di te. Parliamo un attimo del Festival di Sanremo, visto che si avvicina questo festival. Allora, tu, nonostante i tuoi studi giovanili, Certo. ti butti nella musica leggera e dai subito successo, Mamma guadagni. mia, ma questa è stata una fortuna, un terno all'otto mai visto. A Sanremo subito. A Poi Sanremo. fai 4 festival di Sanremo. 5. O 5. Ecco, vai anche in coppia con la Torina Torielli. Sì. Nel abbiamo- 61. Con la Tonina Torielli abbiamo cantato Perderti e siamo Ecco. arrivati ultimi. Perderti, infatti sono arrivati ultimi, vabbè, ma è logico, no? Una canzone del genere. Poi un'altra canzone con Yolanda Rossini, Un'anima leggera, Bella. leggo qua. E poi con la mia carissima amica Aura Germana. D'Angelo. Laura D'Angelo, sì. E avete cantato Tu un venisti brano. dal mare. Tu venisti Bella. dal mare. E lei è un bel Bella, contralto, sì. anche lei è una bellissima voce. Bellissima, Beh, bel colore. parentesi sanremese chiusa. Virgola. Virgola. Che cosa è cambiato? Dai, la classica domanda che faccio ai Ma cantanti di- veri impegnati. Che cosa è cambiato secondo te dei festival di allora a quelli di oggi? Insomma, Ma già i tuoi festival, Iva, non erano più quelli con i quali noi avevamo debuttato. Cioè non esisteva, era ancora un festival della canzone e noi fino all'ultimo che ho fatto io cantavamo più di una canzone. è vero. Non è eravamo vero. lì. Le Sì, canzoni sì. venivano sorteggiate a numero e si sapevano gli autori solo e soltanto quando erano state... All'ultimo momento, certo. Sentiamo un attimo il direttore. Abbiamo il direttore che ti vuole fare una domanda. Ti prego, conosci mi benissimo, dica. Bozzo, dica. No, calma, calma. Calma, Devo non fuggire. perdiamo la testa. Devo Già scappare. sudato. Aveva qualche Io curiosità? sono sudatissimo. Ho una paura pazzesca. No, volevo sapere, ma adesso il Festival di Sanremo, lei lo segue continuamente? Sì, lo seguo. Si piazza in poltrona o va a Sanremo a curiosare un po'? No, non dietro ci le vado quinte, perché non vorrei neanche mettermi nella mixer facendo la figura della volpe l'uva. Ah. Sto a casa mia e volevo anche sa- perché non ce la faccio a tenere magari un contegno molto riservato. Senza volere mi scappano i cavalli ogni tanto. Volevo allora- sapere che cosa pensa di Bocelli. Ecco, guardi, un- caro uno che ha direttore, fatto stavo forse un facendo una percorso domanda in- ad Arturo Testa, perché io gli stavo dicendo, secondo me tu eri un po' negli anni 60 il Bocelli di oggi, E no? forse era un po' troppo... Bocelli è bravo, Bocelli è Ma bravissimo. Bocelli ha fatto il contrario, che prima ha cantato e poi ha cercato di andare nei teatri d'opera, o mi sbaglio? Non lo so. Vabbè, Bocelli è uno che riesce a fare se la gente usasse il cuore e diventa un cantante di musica leggera. Ha questa capacità. Esatto. Poi man Vero. mano che si evolve la canzone tira fuori una canna che
Cioè, non è un pochino come Mario Lanza? Te lo ricordi Mario Lanza, che era questo tenore americano che faceva tutti i film italo-americano? Io dovevo fare quell'ultimo film che doveva fare lui prima che morisse Mario Lanza, e poi non si fece più il film. L'ho sentito abbastanza da vicino. Era una voce molto piccola, quella di Bocelli, una voce grossa, bella, importante. Nei confronti di quello là era una voce acuta. Ah, pensa che tu cantavi la luna tiranina. Bocelli canta. Allora, per parlare di Bocelli, diciamo che forse è uno è l'unico a avere questa grande capacità di cantare le canzoni di musica leggera con un'impostazione come un cantante di musica leggera e poi poter cantare anche l'opera, cambiare il registro ed ha una voce meravigliosa. Io mi sono così arrabbiata quando 1 anno, 2 anni fa, quando lui ha voluto fare l'opera, non so se la Bohème, e che i grandi critici con la puzza sotto il naso hanno osato criticarlo. Provi a non dare loro così, solo bendati. No, invece lui ha una voce melodiosa, bellissima. Si muove come uno che Adesso voglio sapere da te, intanto voglio vedere subito un film, poi ti chiedo il parere sui tenori, su Bocelli, sui 3 tenori e poi spettacoliamo un po' anche sulle donne, via. Beh, vediamo questo film, perché lui ha fatto anche film, è un attore. Hanno fatto un film. Fuori la guardia, però c'era Mina. Sì, certo. Fuori la guardia, via, vediamo. Ah, così tu saresti Tonerrino. Signor sì. Ma qui sono solamente il soldato Antonio Rinucci. Signorina, il suo disco preferito? Oh, non è il mio disco preferito. Ah, capisco. Lei apprezza il cantante, Tony Rino? Oh, per carità, io non apprezzo nessun cantante. Di questo poi non ne parliamo. Ma, scusi, non vede che faccia? Nel grande cielo. Il signor Rinucci non è altro che Tony Rino. Va bene, Valeria. Sì, ti ho mentito. Guardami. Beh. Ti ho mentito, d'accordo, ma l'ho fatto soltanto perché so che tu odi i cantanti. Ma io ti amo, Valeria. E va bene, anch'io ti amo. E visto che devo sposare un cantante, ho deciso che canterò anch'io. Carino, questo filmato è molto carino. Senti, eravate doppiati, la voce non è la vostra, non è quella di Mina né la tua. Non sono mai stato così bravo. No, avete recitato bene, ma allora usava doppiare gli artisti. Hanno tagliato il bacio, c'è stato un bacio, mamma mia. Mia moglie non mi ha parlato per 6 mesi. Ah, ti credo. No, poi mi devi raccontare, a parte che poi ti sentiamo anche cantare, l'incontro con tua moglie, perché è molto carino, il viaggio di nozze a Venezia. A Venezia siamo andati... l'ha portata in vongola, in gondola e sulla vongola, da Milano a Venezia. Sì. Io vedevo questa bellissima donna. No, dobbiamo andare quando fanno così. Sì. Dillo, andiamo a pubblicità. Dillo. Andiamo sulla pubblicità e torniamo dopo. E poi torniamo. Sulla veranda. E torniamo. Bene, siamo qui con Arturo Testa. Io vorrei far vedere subito una foto, perché lui, è vero, prima abbiamo visto questo film interpretato con Mina, però ha rischiato di fare anche un film su Tarzan. E gli è rimasta questa foto molto buffa, molto simpatica, adesso vedremo. Però, dove sei? Guardati lì. Senti, però io so una cosa. Parliamo un attimo di tua moglie. Quanti anni che siete sposati? 45. 45 anni. Era una donna, e lo è ancora, una donna bellissima. E tant'è vero che Fellini chiese a tua moglie se poteva insomma fare un provino. Tu cosa hai risposto? Molto gentile, lui gli ha mandato una lettera. Signora, vorrei farle fare un provino. E mi ha detto, cosa dici? No! Ha detto lui. Era quasi un do di petto, egoista. Va bene. Comunque sia, è un grande amore, lei è una donna... 3 figli avete? 4. 4? Ne ho perso uno. 4 figli? 3 maschi, volevamo trovare la femmina, è arrivata per 4. È arrivata poi, sì, finalmente è arrivata la 4ª femmina. Eccoli qui la famiglia, bellissima. Manca una, sono solo 2 però qui. Sono 2. Mancano 2 che sono arrivati dopo. E tua moglie è stupenda. Io l'ho conosciuta bionda, è sempre stata mora, bionda? No, lei è sempre stata bionda. Io amo ricordare il tuo viaggio di nozze. E lui si è sposato 45 anni fa, ha portato la moglie a Venezia, che prima parlavamo di gondoletta. Beh, siamo andati per necessità. Lui era molto ricco, allora l'ha portata a Venezia in un grande hotel, vero? Sì, come no. Io sono andato alla Ferragna, io facevo fotografo.
Alla Ferragni ho chiesto 6 mesi di aspettativa, lavoravo da 6 mesi, mi ho detto vada via e ho mandato i miei libretti. Però la portata a Venezia, dai, dillo che è romantico, perché è bello. avevo questa scrittura al casino, gli ho detto cosa facciamo? Ci sposiamo, se ne frega, uno o muore o sopravvive, o annega o... Sono cose belle da ricordare. Non avevo una lira. No, niente. Ha portato la moglie là e si è fatto scritturare dal casino, cantava e siete rimasti lì un bel po'. Però megalomani sempre. Sì, Al Savoia e Yolanda. 2 giorni non hanno più niente. Sì, spendeva tutto. Vabbè, ma così, Però, ragazzi, No, ma io adesso voglio fare una cosa, Arturo Testa, perché lui è uno dei pochi esempi di cantanti di musica leggera, con certo una gran voce, che è passato dalla musica leggera alla lirica, ha cantato alla Scala con grandi direttori, con altri grandi interpreti, hai cantato anche con... Dimmi che hai cantato anche con Placido Domingo, no? Come no? Ho fatto un'edizione di Carmen bellissima. Davvero? Ah, se l'hai detto prima? Sì, sì. Volevo chiederti un parere, ma sono tutti bravi. Lui è meraviglioso, Carreras anche, Pavarotti, perché no? Bocelli, l'abbiamo detto, una voce meravigliosa, alleluia. Adesso vogliamo premiare questo grande artista, Antonio Bozzo, perché vogliamo dare la prima, non lo facciamo mai, una targa, sembra ieri, Rete 4, alle grandi capacità vocali e a questo coraggio di lasciare il successo, il benessere e andare in un genere molto impegnato come la lirica. Però non ti lasciamo andare via. Io non voglio piangere. No, amore, non devi piangere, però io voglio sentire una canzone. Che cosa ci canti? No, te l'ho detto prima, lo ripeto, lo lascio qui perché non voglio che me lo portino. No, lì non ti preoccupare. Parlavo con Di Stefano di un disco da fare per mia madre. Di Stefano mi ha consigliato tutte le canzoni. Questa era una di quelle che cantava lui. Ti voglio tanto bene. Lo so, anch'io ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene. Non abbiamo tempo, ti voglio tanto bene, Arturo Testa. Grazie al direttore Bozzo, grazie a tutti gli interpreti che sono stati qui con noi. Ascoltiamo Arturo Testa ancora una volta. Grazie. Prego, maestro. Che l'amor tuo è come il sole d'oro, non muore mai più. Dimmi che non mi sai ingannare, il sogno mio d'amore per sempre sei tu. Nessuno al mondo più cara di te. Sei tu il mio grande amore, la vita del mio cuore. Sì? Ciao cara. Ci vediamo questa sera? Dove? In un night? L'hai scoperto te? Va bene, ciao. Questa sera sento non so che, sento come il pepe dentro in me, ho le rondini nel cuore che volano per me. Questa sera sento non so che, questa sera portami in un night dove sanno fare il vero swing. Voglio tanto ritmo ardente come me. Questa sera portami in un night. No, non dir di no, no, non dir di no. Poi quel che sarà, sarà. Questa notte portami sul mar, dove solo noi potremo star. Voglio tante stelle che splendano per me. Questa notte portami sul mar e resteremo insieme ad ascoltare delle onde il dolce mormorar. Voglio spegnere la luna e accanto a te restare e parlar coi baci in mezzo al blu. E no, non dir di no, no, non dir di no.
quel che sarà, sarà. E domattina pensa un poco a me, perché voglio tanto bene a te. Ricordando questa sera, sappi amore che sono innamorato già di te. Ogni sera quando tu vorrai, come questa sera mi vedrai, perché sono innamorato tanto tanto che voglio stare sempre insieme a te. And all that stuff, my girl. Un giorno anche una voce lirica arrivò alla musica leggera. Era quella di Arturo Testa. Sono il vento, sono la furia che passa e che porta con sé, che nella notte ti chiama, che pace non ha, sono l'amor che non sente pietà. Sono il vento. E allora? L'accarezzo non devi fidarti. Guarda. Conosco la legge che guida il mio cuore. Sembra John Wayne, guarda. Sembri John Wayne. Qualcosa c'è in me. Ti mancano le pistole. Io ho sempre cantato le canzoni con i morti feriti dentro, no? E la gente mi diceva, ma lei non sorride mai, provate voi a cantare una roba lei fa. Io sono il vento. Una roba incredibile, non si può fare una... Chi te l'aveva proposta questa canzone? Come nacque questo successo? No, ma c'è un equivoco. Era una canzone triestina. Io sono il Veneto. E poi abbiamo avuto un equivoco e siamo andati avanti. È diventato Io sono il Veneto. Arrivasti terzo al Festival di Sanremo? No, arrivammo secondi, Gino Lattilla, che sarà meglio dirlo, perché sennò sembra che io abbia fatto da solo questo successo. Senza Gino non ci sarebbe stato Io sono il Veneto. Ma lui... No? Vabbè, ma si vuol dire... A Gino è venuto qui a fare la parte del perdente. No, Gino, ragazzi, io non ho capito bene cosa mi avete lasciato, ragazzi. Quello là ha ammazzato tutti. È arrivato Consolini, sembrava Gesù Cristo. Togliani canta come un angelo. Io volevo, l'unica roba che posso fare per difendermi, canto alla Traviata, non so. Non ho nient'altro io. Perché un giorno hai lasciato questo successo che avevi nella musica cosiddetta leggera e sei andato alla lirica e hai fatto tutta una carriera nel teatro lirico? Beh, diventiamo subito seri. Sì. Mio padre, se avesse cantato le canzoni, mi avrebbe ammazzato. Lui amava solo la lirica, io debuttai già da ragazzino, facevo il pastorello della Tosca, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, quello che faceva, io dei sospiri te ne rimando, è bello però. Quando poi morì io dovetti ripiegare sulle canzoni, anche perché erano le cose più veloci per cui uno potesse guadagnare dei soldi. E poi? E poi dopo guadagnavo troppo. E allora sono andato avanti, ho capito? A un certo punto mi sono reso conto che potevo anche togliermi lo sfizio. Qui con me c'è la dolce utente del mio stipendio, che è mia moglie, che ha avuto il coraggio di accettare una mia decisione. Io ho detto, ma io vorrei provare ancora. Mi piacerebbe ancora cantare le mie opere, questo melodramma che abbiamo nel sangue tutti. E lei ha detto, va bene, poteva essere veramente un salto nel buio. Eravamo tutti veramente con le pezze sul sedere, perché... Provate voi a studiare 4 anni senza prendere una lira, con 4 figli, perché noi siamo anche recidivi, ragazzi. Io ho passato una vita in pigiama, cosa avete da ridere? Ognuno fa quello che vuole. Ridi. Allora Arturo, Io sono il vento è illusione dedicata a Natalino. La dedichiamo proprio a Natalino. Grazie. Gianni, grazie. Arturo Testa. Salutami bene.
solo, era scritto così, qualcosa c'è in me, più forte di me, più forte. Io ti sento dolcemente sospirare, la tua voce mi inebria come una musica, tu vivi ancora nel mio amore, cielo blu, stelle d'oro, mentre scende il tenebrore, son felice perché tu ritorni a me per scaldarmi quest'anima sempre più gelida che crede ancora nel tuo amore. Quando il sol se ne muove, mentre scende il tenebrore, son felice perché tu ritorni a me per scaldarmi quest'anima sempre più gelida che crede ancora nel tuo amore per scaldarmi questa